non è solo un discorso di omicidio-suicidio, non è solo un discorso così da cronaca nera, ma è un fatto dolorosissimo che ci interpella e che ci richiama a questo grande processo di invecchiamento che sta subendo anche la nostra società veneta. La vicenda di Ernesto Cecchinato e della moglie Loredana Pedrocco, simbolo triste di una grande difficoltà, quella di invecchiare da un lato, quella della generazione più giovane di accompagnare questo processo. Un fatto che deve porre domande e interrogare una società come la nostra. Già un Veneto su 5 è anziano, tra mezzo secolo la proporzione salirà a un Veneto su 3, con una percentuale di grandi anziani, di ultra 85 anni, che salirà al 10%. La battaglia di di questa coppia è una battaglia perduta perché hanno avuto la longevità, hanno superato i 90-95, ma non hanno guadagnato anche evidentemente una situazione di serenità e di confronto con la figlia, quindi con la generazione che segue. Un vuoto su cui si deve intervenire, secondo il sociologo, cercando di dare nuova vita all'invecchiamento. Invecchiare in un certo senso è un'arte, non è solo scienza, non è solo geriatria, è anche un'arte. Io direi addirittura è una sapienza ed è anche una conquista e una fatica, ma la grande sfida che abbiamo di fronte oggi è vincere la seconda battaglia, cioè come rimpolpare di vita e di serenità gli anni in più che abbiamo sicuramente guadagnato, ma questo è un discorso demografico, occorre anche appunto un discorso di umanità, di vita veramente vissuta fino in fondo.